larga è la foglia, stretta è la via, voi dite la vostra che io dico la mia. Buonasera e benvenuti a tutti, belli e brutti, siamo qua. Qualche tavolino, qualche cliente è andato via, è scappato, ha lasciato i bicchieri vuoti, come le poesie di Prévert. Tutto in piccolo, pochi tavolini, un caffè. Una volta avevamo 33 sedie, oggi siamo diventati un po' più tirchi e ne abbiamo solo 5. Sarete contenti di essere qui con noi per assistere a un gioco che noi facciamo volentieri, un gioco simpatico, un gioco che racconta storie di vita, d'amore e di follie. Nel deserto del Sahara un giorno un piccolo serpente esce da sotto una pietra e chiede alla sua mamma: mamma, ma noi siamo velenosi? E la mamma risponde: certo piccolino, ma perché me lo chiedi? Perché mi sono mozzicato la lingua. E bisogna ridere il pubblico che ride. Al pianoforte, cioè al trombone e alla tromba Federico, un applauso, grazie, virtuale da casa, un applauso grande, applauso. Bravo Federico, grazie. Questo mondo non mi piace. Sì. Guernica, il capolavoro di Pablo Picasso qui alle nostre spalle, racconta drammaticamente il bombardamento dell'omonima città basca durante la guerra civile spagnola. Il 17 luglio del 1936, c'è molto caldo qui, vero? Sì. Posso togliere la giacca? Guernica. Noi artisti. Nel 1936 comincia la guerra civile in Spagna, che avrà oltre 1,5 milioni di vittime. Il capo della rivolta fu il generale Francisco Franco. Hitler fornì importanti aiuti militari, soprattutto per quanto riguarda l'aviazione, che sperimentò in Spagna nuove tecniche di bombardamento. Il 26 aprile del 1937 l'aviazione tedesca attaccò e rase al suolo la cittadina basca di Guernica, uccidendo in 3 ore e mezzo circa 2000 persone. Dal punto di vista militare, Guernica era un obiettivo del tutto insignificante. L'azione, svoltasi in un giorno di mercato, fu una strage compiuta per seminare terrore nella popolazione civile e sperimentare una nuova tattica di guerra aerea, il bombardamento a tappeto. Il quotidiano britannico Times così racconta l'episodio. Il lunedì a Guernica è giorno di mercato per la gente delle campagne. Alle 16:30, quando la piazza era affollata e molti contadini stavano ancora arrivando, la campana diede l'allarme. 5 minuti dopo, un bombardiere tedesco volteggiò sulla città a bassa quota. Quindi lanciarono bombe mirando alla stazione. Dopo altri 5 minuti ne comparve un secondo e poi un terzo che lanciarono sul centro un egual numero di esplosivi. Un quarto d'ora più tardi, altri 3 aerei continuarono l'opera di demolizione e il bombardamento si intensificò ed ebbe termine solo alle 19:45,
con l'approssimarsi dell'oscurità. L'intera cittadina, con 7.000 abitanti e oltre 3.000 profughi, fu ridotta sistematicamente a pezzi. Guernica, il ben noto quadro di Picasso, rappresenta l'esasperazione del dolore e della rabbia. Picasso era all'apice della sua tensione creativa e va a realizzare un'opera ispirata al paese di Guernica con una sintassi cromatica che ammette solamente il bianco e il nero, suggerita dalle immagini di distruzione apparse sui giornali. La mattina del 1° maggio, 5 giorni dopo la distruzione del paese di Guernica, nel suo atelier parigino al numero 7 di Rue de Grand Augustin, sulla riva sinistra della Senna, Picasso mise mano a quello che sarà il suo capolavoro e che diventerà il simbolo del pacifismo mondiale. Un grande dipinto, alto 3 metri e 49 centimetri e lungo 7 metri e 76 centimetri. Un dipinto gremito di figure austere, sconvolte, enigmatiche. Al centro del quadro un cavallo con la testa rivoltata. Dentro la bocca del cavallo una bomba, ancora inesplosa. Così come nella testa della madre rivoltata col bambino morto in braccio. Al centro una lampada, una luce, la luce elettrica. L'occhio di Dio che guarda di contrasto, una lampada a petrolio, un braccio alzato e poi tanta confusione, tanta guerra, volti, bocche aperte, gente che fugge, gente che prega, gente che scappa dalle fiamme, ma confusione, paura, morte. Al centro, quasi come fosse un crocifisso, un soldato con le braccia aperte. Una spada spezzata, l'inerzia, l'impossibilità di combattere con una piccola, flebile speranza, un piccolo fiore disegnato, quasi come fosse un pastello che sta svanendo. Questa è Guernica, un quadro che rappresenta per tutti il simbolo della libertà. Quest'opera, realizzata a metà giugno, sarà esposta al padiglione spagnolo dell'Esposizione Internazionale delle Arti e Tecniche di Parigi e verrà spostata negli Stati Uniti a New York al Museum of Modern Art. Una curiosità. Durante l'occupazione nazista di Parigi, un ufficiale tedesco che andò in visita all'atelier di Picasso, alla visione del quadro disse: «Avete fatto voi questo orrore, maestro?» E lui rispose: «No, siete stati voi. Questo mondo non mi piace». Picasso si rifiutò sempre di consegnare il quadro alla Spagna. Il dipinto infatti giunse in Spagna soltanto con la fine della dittatura di Franco nel 1981. Oggi è ancora esposto al Museo Reina Sofia di Madrid e la domenica è gratis l'ingresso, quindi andateci, ne vale veramente la pena. Dice il copione, l'attore fa una piccola pausa, beve, si rilassa e poi riprende a parlare.
Potreste bere anche voi, ma non posso offrirvelo, c'è il Covid e non si può bere. In genere quando faccio questo spettacolo siamo tutti qui assieme, seduti, io vi offro da bere, voi bevete il vino, buono il vino, poi ci sono le signore che io il vino non lo bevo, allora aspetto, io le do un bitter o un tè, una cosa da bere analcolica, va bene. Io sono un hippie, è bello dirlo, un figlio dei fiori, non un hippie. Da ragazzino suonavo persino in un complesso che si chiamava I Figli dei Fiori. Per i più curiosi potete cercare in locandina. E chi lo vince mi trova. Io sono qui per parlare di pace e d'amore e di libertà. Io voglio la pace del mondo e nel mondo. Viviamo tutti i giorni la guerra in famiglia, la guerra in politica, per strada, di questi tempi, la guerra civile, attenzione alla guerra civile, quella guerra intestina che ci fa vedere tutto quello che è negativo. Sì, è vero. Di che cosa parliamo? Parliamo delle cose brutte del mondo, non parliamo delle cose belle. È difficile che ci si incontri e dica sapessi, stavo passando a uno stop e una signora mi ha fatto passare. Stavo rientrando, il mio capo ufficio mi ha detto: oh caro, posso offrirti un caffè? Oppure stamattina quando mi sono svegliato ho aperto la finestra e c'era un uccellino che beccava un piccolo seme, era bellissimo, era un pettirosso, no? Parliamo sempre delle cose più brutte, eppure il mondo è pieno di cose belle. È pieno di sensazioni belle, ma quelle sensazioni ce le teniamo solo per noi. Forse è giusto così, non lo so. Perché allora di fronte all'immediatezza della guerra non costruiamo la pace? Sì, costruiamo la pace. Ecco perché in questa bellissima opera di Picasso, l'opera che simboleggia la pace. Picasso, Guernica, è la pace universale. Ed è guerra. Già, e i bambini? E i bambini continuano a morire. Ricordatelo, un numero su tutti, 26.000. 26.000 è il numero che dobbiamo ricordare. Si tratta di 26.000 bambini morti con meno di 5 anni. Al giorno. Per che cosa si muore? Leggo. Si muore a causa delle guerre, disastri naturali, AIDS. Abbiamo dimenticato. Miseria, scarse strutture medico-sanitarie. La mortalità infantile risente delle condizioni di vita delle madri ed anche in questo caso le informazioni non sono molto incoraggianti. 500.000 di donne muore ogni anno per motivi legati al parto o alla gravidanza. 26.000 bambini morti al giorno. 1.083 morti bambini all'ora. 18,05 morti bambini al minuto. 0,30 morti bambini al secondo. Vale a dire che circa ogni 3 secondi muore un bambino nel mondo. E nel tempo di questa serata sono morti circa 1.500 bambini. Mi si impesticano le parole perché è difficile dire quanti bambini muoiono in pochi secondi, in poche ore. Pazzesco, vero? Questo mondo non mi piace. Le strade, gli alberi, dentro un camion o sopra un bus. Sì, quello che sta proprio lì, al centro di quel bellissimo deserto. A proposito di deserto, Federico, nel deserto del Sahara, ti ricordo, tu non lo sai, il deserto, hai in mente il deserto, il Sahara, un giorno, ecco, mi ricordo, un giorno un bellissimo serpentello esce da sotto una pietra e chiede alla sua mamma: mamma, ma noi siamo velenosi?
La mamma risponde: certo piccolino mio, ma perché me lo chiedi? Perché ma mi sono mozzicato la lingua. L'attore fa una piccola pausa, beve, si rilassa, riprende a parlare, ma se bevo ancora un ubriaco, meglio di no, perché bravo, e per questo finale c'è stato proprio che era Federico. E che l'empatia cos'è questa cosa? Negli anni che facciamo sta cosa si vede che ormai abbiamo macerato, e se volessimo metterci in contatto con Dio, questo è un trucco, non ditelo a nessuno, c'è sempre l'orologio digitale. Cosa vuol dire? L'orologio digitale, il GPS, il digitale, sì, perché Dio, se voi non lo sapete, è come l'orologio digitale. Perché, direte voi? Lui è lì, che ti aspetta, come un grande satellite, grande in cielo, ed è lì a tua disposizione. Tu decidi di metterti in contatto con lui, è come se fosse un grande satellite e appunto lui si collega con te e si mette in contatto con te. Tu puoi parlargli, porgli domande, puoi persino chiacchierare con lui come se fosse un amico. Lui sta lì sempre in attesa. Sta a te accendere il GPS e metterti in contatto con lui. E poi c'è sempre l'amore universale, senza distinzione di lingua o nazionalità. Mondo globale? Provate ad andare sulla Roma Fiumicino una mattina alle 10. Provate ad andare, camminate lungo i vagoni. Follia, è una follia. Decine e decine di persone che parlano lingue diverse, lingue sconosciute, lingue che non si sa. Noi siamo abituati a conoscere 4, 5, 6, 10, questo è slavo, questo è africano. No, sono tante le lingue del mondo. Provate. Figli dei fiori, figli dei fiori. Chi erano? O meglio, chi sono i figli dei fiori? Parliamo d'amore, parliamo di libertà. Sono stati gli aderenti al movimento hippie, caratterizzati da colori vivi, vivaci, pieni di fiori. Persino i furgoni erano colorati di fiori. Il loro ideale era la pace e la libertà. I più grandi di noi lo ricorderanno: mettete dei fiori nei vostri cannoni, sì, fate l'amore, non la guerra. Parole queste che risuonavano in maniera forte nel periodo della guerra in Vietnam. Vi ricordate? Eravamo bambini, io ero bambino e già ci pensavo. A 15 anni già pensavo a queste cose. La ricerca sfrenata della libertà assoluta era il significato insito nella loro filosofia, nel loro stile di vita. Figli dei fiori, Flower Children, 1967, Summer of Love. La parola purtroppo ha acquisito una connotazione più politica, allorché i figli dei fiori si riunirono a Berkeley nel 69. I figli dei fiori si trovarono lì, si arrabbiarono e protestarono, e cominciarono a piantare alberi e fiori durante la costruzione del People's Park. Il governatore della California, per nota, allora Ronald Reagan, reagì alla protesta facendo occupare Berkeley dalla Guardia Nazionale. Gli hippie allora si arrabbiarono di nuovo e risposero all'occupazione con atti di disobbedienza civile. Sì, si arrabbiarono, allora andarono a prendere ancora fiori e continuarono a mettere fiori e alberi dappertutto, riempirono tutto Berkeley di fiori. Mi piacerebbe che ancora oggi protestassimo a quella maniera. Avremmo un mondo tutto pieno di fiori. Questo mondo non mi piace. Estate 1969. La misteriosa morte di Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones. Il debutto sugli schermi americani di Easy Rider, il Festival di Woodstock, The Isle of Wight,
In soli 45 giorni la controcultura giovanile vive in modo appassionato il culto dell'amore e della libertà. 40 anni dopo, l'eredità di quella stagione epocale è viva più che mai, soprattutto perché scandita dalla migliore musica della storia. E ancora cantano la pace Bob Dylan e Patti Smith. Risposta non c'è. Un giorno, non moltissimi anni fa, il telegiornale del diavolo, il messaggero del diavolo, diede la triste notizia che in Betlemme erano entrati alcuni carri armati e lì avevano compiuto stragi e distruzione di massa. Fui molto colpito da quei fatti. Il mio infantile, il figlio dei fiori che è in me, pianse in quel momento. Piansi da solo, triste, in un angolo, e scrisse questa poesia. Uomini senza destino, uomini senza paura. E la capanna di quel bambino viene distrutta. La città dei bambini, dei regali di Gesù ora è piena di guerra, è piena d'odio. Ma allora, dove vado io a Natale? Dove trovo i regali della notte? Niente presepe quest'anno. Betlemme non esiste più. La gran cassa chiude il concerto. Gabriele è un bambino di 12 anni e mai avrebbe pensato che oggi qualcuno avrebbe parlato di lui. Qualche anno fa l'azienda di famiglia prese fuoco e Gabriele reagì, cominciando a scrivere poesie. Fiamme amare, fiamme violente, distruggono un sogno, velocemente. È tutto un frastuono, una chiamata, una distruzione, una sudata per la rivoluzione, giorni sembrati anni, per pensare, vedere gli inganni, per tra noi amare. Blu sono i lampeggianti che si confondono nel fumo, per me tutti amareggianti, fra i volti di nessuno, nella testa nient'altro che vuoto. È come una piscina dove io nuoto con la mia mammina, un padre stanco di ricominciare, coperto da un manto profondo come il mare. Ma tutto questo è servito ad allargare un rapporto, quello della mia famiglia mito, che voleva coltivare un orto. Questo mondo non mi piace. E continuiamo a parlare d'amore. Storie d'amore, di follia, insomma il deserto e tutto ciò che accade quando Jonathan, conosci? Questo è il nome di quel piccolo animaletto, sì, piccolo, che un giorno uscì da sotto alla pietra tonda incandescente dal gran caldo che faceva e andò dalla madre, le toccò la spalla, la serpentiera, no, spalla, no. Le toccò la spalla e le disse, Thomas, Federico, mamma, ma noi siamo velenosi? Se mi spegni tutto io come faccio a sapere se siamo velenosi? Usciamo, facciamo gli applausi adesso.
Grazie. È tornata la luce. È tornata la luce e luce fu. Ma dobbiamo continuare? Federico stava dormendo. Professore, cosa facciamo Federico? Non lo so, non ho mai fatto le streaming. Una dimostrazione pratica di cosa sia in diretta da Salvo. Non ho mai fatto lo streaming. Fai un balzo in avanti perché sennò. Non ho mai fatto uno streaming. Perché devo fare il balzo in avanti? Una manciata di pagine. Esatto. Andiamo con la macina di pagine. Allora, raccontiamo una barzelletta che nessuno conosce. Emi. C'era una volta un serpentello che diceva alla sua mamma, ma noi siamo alle 9. Certo, piccolino, perché me lo chiedi? Perché mi sono mozzicato la lingua. Ci sono popoli nel mondo poco civilizzati, o forse più civili di noi, che ancora pensano agli uomini come a degli esseri che dipendono da Dio. Popoli convinti che la natura sia l'espressione più alta della vicinanza a Dio. Gli indiani d'America, il popolo degli uomini. Quando al mattino ti svegli, ringrazia il tuo Dio per la luce dell'aurora, per la vita che ti ha dato e per la forza che ritrovi nel tuo corpo. Ringrazia il tuo Dio e anche per il cibo che ti dà e per la gioia della vita. E se non trovi un motivo per elevare una preghiera al cielo, allora vuol dire che sei in errore. Quando l'ultimo albero sarà abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. La nostra terra vale più del vostro denaro e durerà per sempre. Non verrà distrutta nemmeno dalle fiamme del fuoco, finché il sole splenderà e l'acqua scorrerà, darà vita a uomini e animali. Non si può vendere la vita degli uomini e degli animali. È stato il grande spirito a porre qui la terra e non possiamo venderla perché non ci appartiene. Potete contare il vostro denaro, potete bruciarlo nel tempo in cui un bisonte spiega la testa, ma soltanto il grande spirito sa contare i granelli di sabbia e i fili d'erba della nostra terra. Come dono per voi vi diamo tutto quello che abbiamo e che potete portare con voi, ma la terra mai. C'è uno spazio infinito dove tutto è grande, profondo, dove tutto è sempre più vicino a ciò che la nostra mente non riesce a capire, dove il nostro cuore resta attonito e si perde tra i rumori del vento, dove il caldo sole non brucia mai e ci si rende più simile a uno spirito che a un essere della specie umana. È il luogo ideale per la contemplazione. È il piacere sottile di sentirsi soli, lontani, sperduti. È la paura di non fare più ritorno e di perdersi nel vuoto. I contatti sono stati annullati e ora cammino verso la mia meta, il deserto. Un altro viaggio, il deserto immenso, sconfinato, arido, il bisogno di ritrovarsi, di confrontarsi con la mente attraversando dune di sabbia, pensieri profondi, origliando la fame e la sete, il bruciore del sole sulla pelle, origliando il terrore di incontri con esseri orribili, un passaggio nel vuoto, un vuoto enorme dove la vita non dà nessun segno. Il deserto non ha strade, solo astri, il sole, la luna, le stelle. Ad oriente si cercano incontri dolci, morbidi, leggeri, ad occidente contro realtà fredde, banali, molto dure, verso sud o nord, a seconda che si voglia avanzare o tornare indietro. E allora l'incontro con i sogni, sì, all'ombra di un cammello, la dissolvenza delle stesse immagini ammirate e le lunghe riflessioni profonde, con lo sguardo verso l'orizzonte ignoto, lontano, 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 senza chiedersi mai il perché, ma solo cercando invano l'arrivo del viaggio. La meta sarà il mare, la meta saranno le onde, l'oceano, la piatta distesa delle acque salate.
Humor, elettrodomestici. Nuova lavatrice lanciata sul mercato, 2 morti e 3 feriti. Però è bello questo mondo, è simpatico. Nel deserto arido, sto per finire, tranquilli, cioè non dovete soffrire ancora per molto. Io mi sto accalorando. È il caldo, il cuore, la fibrillazione, un pasticcio, Federico, impazzito. Nel deserto arido mi ritrovai dopo il lungo cammino. Io sono stato nel deserto bellissimo, è amorevole, è tutto pieno di cose che ti prendono dentro, ti arrotolano nel cuore, la gola, gli occhi, le orecchie, mangi la sabbia, bevi la sabbia, dormi nella sabbia, hai la sabbia negli occhi, hai la sabbia nelle orecchie, nei piedi, dappertutto. Nel deserto arido mi ritrovai dopo il lungo cammino del viaggiare ambiguo. Come un fanciullo curioso, crebbi velocemente, cercando nei sogni le realtà utopiche, contemplando le nuvole che sfrecciavano nel cielo azzurro dalle morbidi e sottili forme. E ritrovai nei lunghi viaggi i petali appassiti delle stagioni primaverili, dai verdi umori. Dopo la nuova nascita, il risveglio, solcai gli oceani dell'animo, invaso dai segni mentali, l'apertura della grande diga inondò i campi della mente nella pianura arsa e germogliarono le nuove erbe e la valle divenne incantata, i laghi traboccanti raccolsero tutti i sassari, lapsus, scagliati sulla collina, increspando il pelo dell'acqua con un continuo accavallarsi di soffici onde a cerchi concentrici, e comparvero la Sfinge di Creta, un miraggio, la musa inquietante, divinità sublime, il cavaliere errante solitario, e mi addormentai suadente nella palude, illuso dagli onirici canti. Ora, nel deserto arido, dove mi risverrai, riprende l'errante cammino senza visioni di incanti, e nel silenzio completo io mi chiedo parole che non ho mai sussurrato. L'attore fa una piccola pausa, beve, si rilassa e poi riprende a parlare. Ma chi l'ha scritta sta cosa? Io non c'ho voglia di rilassarmi perché sono nervoso, e allora però c'è scritto e mi bevo qualcosa perché devo bere alla salute vostra. È fortissimo. L'acqua con te. Almeno un goccio di vernaccia, di vino. Ma sì, aborigeni australiani, sì, perché è un popolo sconosciuto di cui sappiamo molto poco. Nessuno conosce gli aborigeni australiani. Sì, ci riconosciamo. È uscito un libro e venne chiamato a 2 cuori, molto bello, che vi consiglio di leggere. Il primo, il secondo, sempre dalla stessa scrittura, erano gli avanzi del primo, ha fatto anche il secondo. Qui non è bello il secondo libro, ma il primo è molto bello, molto interessante. Un popolo sconosciuto di cui sappiamo veramente poco. Un popolo di uomini particolari, alcuni sembrano folletti dei boschi, strani uomini fatti di terra, di fede, di amore. Loro non sono malati e non sono nemmeno tristi o arrabbiati, loro sono felici, il popolo del sogno. Gli aborigeni si muovevano sulla terra con passo leggero, meno prendevano dalla terra, meno dovevano restituirla. Ayers Rock è un grande masso monolitico che tutti conosciamo, conficcato al centro dell'Australia. È il loro santuario, un'entità vivente, un luogo sacro, provvisto di caverne decorate con suggestivi graffiti. Personalmente ho sempre pensato che la cosa più importante della Terra fossero le pietre che la natura ci ha regalato, rocce vulcaniche millenarie, montagne che paiono voler toccare il cielo. Dio ci ha voluto mettere alla prova e noi uomini riusciamo a comprenderne l'insegnamento. Il popolo del sogno da sempre ci crede. Noi, dicono, siamo proprietari della terra e la terra è la nostra padrona, la terra è la nostra madre,
Mia madre è la terra, è madre di tutti quegli antenati, di quegli avi, avventure, leggende. Le tribù aborigene sono tante, sono dirette discendenti di quegli avi. Ci sono gli uomini coccodrillo, gli uomini formica, gli uomini emo, tutti figli di quelle antiche entità iniziatrici del mondo. Un giorno l'opera di creazione di quegli avi terminò. Molti tornarono nuovamente nelle viscere della terra da cui erano venuti, ma altri rimasero lì dove erano e si pietrificarono, lasciando che le molecole si fondessero con l'ambiente circostante. Gli scienziati considerano le bizzarre forme rocciose che ovunque si possono osservare sulla Terra, persino dietro casa mia o casa vostra, come frutto dell'azione erosiva del tempo. Ma non è così per gli aborigeni. Essi considerano quelle manifestazioni naturali come testimonianze tangibili del passato di quegli esseri ancestrali. Anche un singolo sasso, allora, può avere una storia da raccontare. Anche un singolo sasso è dunque una parte vitale, seppur immobile, del corpo e dell'anima di uomini ai quali appartiene la terra, dove esso è posto. La terra è il nostro cibo, è la nostra cultura, è il nostro spirito, è la nostra identità. Noi non abbiamo confini o recinzioni, come i contadini. Noi non abbiamo solo collegamenti spirituali fra noi e la terra, perché noi siamo la terra, come lei è parte di noi. E ancora, Pablo Neruda. Toglimi il pane se vuoi, toglimi l'aria, ma non toglimi il tuo sorriso. Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani, l'acqua che d'improvviso scoppia nella tua gioia, la repentina onda d'argento che ti nasce. Dura è la mia lotta e torno con gli occhi stanchi, a volte d'aver visto la terra che non cambia, ma entrando il tuo sorriso sale al cielo cercandomi ed apre per me tutte le porte della vita. Amore mio, nell'ora più oscura sgrana il tuo sorriso e se d'improvviso vedi che il mio sangue macchia le pietre della strada, ridi, perché il tuo riso sarà per le mie mani come una spada fresca. Vicino al mare d'autunno il tuo riso deve innalzare la sua cascata di spuma e in primavera, amore, voglio il tuo sorriso come il fiore che attendevo, il fiore azzurro, la rosa della mia patria sonora. Riditela nella notte, del giorno, della strada, nelle strade contorte dell'isola, riditela di quel rozzo ragazzo che ti ama. Ma quando apro gli occhi e quando li richiudo, quando i miei passi vanno, quando tornano i miei passi, negami il pane, l'aria, la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai, perché io ne vorrei. Questo mondo non mi piace. Oh yes, somebody way, got nobody, Ecco. 7 ore dura questo spettacolo. Petresca è lo pseudonimo dell'autore di queste parole che ora andrò ad interpretare. Piccole. Sciori di tutto l'anno, l'amore cane, la sete ritorno.
Nasce in Sicilia, in un piccolo paese delle Madonie, nel 1955. Da padre siciliano e da madre lombarda, il giorno 1° aprile, il giorno degli scherzi. Figuratevi che suo padre, che amava scherzare, quel giorno quando nacque lui, disse allora agli amici e gli disse che era nato il suo bambino, ma nessuno gli credette e il piccolo pesciolino per un giorno intero rimase senza visite. Terribile. Attenti a dire bugie, poi potrebbe succedere che gli amici non vengano a trovarvi per un giorno intero. Da quel giorno ho sempre creduto di essere uno scherzo. Sì, un pesce d'aprile, insomma. Ed è per questo che ho pensato di occuparmi di teatro e a volte riesco anche a fare dell'ironia. A proposito di ironia, c'era una volta nel deserto, più deserto del deserto, un grande deserto, ma un deserto che più deserto non si può, un deserto, desertissimo, desertante, deserteto, desertunto, facciamo morire, muore. E c'era una grande pietra nera, enorme, grandissima, bella, piena di piccole feritoie, all'interno delle quali si vedevano popoli di animali, animaletti, piccoli, grandi, piccolini, e alla fine esce un piccolo serpentello che si alza, apre e la bocca, guarda la sua mamma e dice: mamma, ma noi siamo velenosi. E la mamma risponde: sì, figlio mio, non hai ancora capito, ma perché me lo chiedi? Mamma, mi sono mozzicato. Già. È successo tutto perché a un certo punto, ho finito, ho cominciato a volare. E solo perché qualcuno mi ha visto passare sopra le montagne e volare come un'aquila, che il mondo si è accanito contro di me. Non è colpa mia, gli dissi, io credo nelle fiabe, sono uno sciocco. E continuai: non dovete badare a me, fatemi volare, tranquillo. Ma loro si accanirono ancora contro di me, non si accontentavano dei miei discorsi e continuavano a picchiarmi con la frusta. Qualcuno ha preso anche il bastone. A 6 anni, pensate, presi anche un cazzotto nello stomaco, e era quello lì, vi assicuro, non lo conoscevo neanche. Non è tanto che sentissi dolore, che mi dispiaceva per lui, poverino. Sì, è proprio perché era quello che lui stava perdendo, e io comunque sarei restato così, sempre quello che ero. Non avrei mai potuto cambiare. Si sono rassegnati tutti solo perché, o solo quando hanno visto, un giorno per caso, che sono andato tra gli alberi e le montagne e mi sono disperso. Solo allora, quando il mondo si è rassegnato ed ha preso a vivere sereno, ha ripreso la sua vita normale, senza più trabocchetti né inganni. Sono un ricordo nel cuore di tutti: 2 occhi, un naso storto e 2 labbra enormi. Io. Questo mondo non mi piace. Una piccolissima raccolta di poesie dell'età giovanile, o se vogliamo dirla in termini di colore, del periodo nero, noir. Nel senso che lui, cioè io, stava incazzato nero, scusate. Dimenticavo, i titoli sono numeri, e da una raccolta di 80 titoli ne ho scelte alcune. Ne abbiamo scelte alcune, maestà, 17. Iniziamo con il numero perfetto. Dell'amore. Vorrei essere farfalla per poter girare intorno e guardarti. Vorrei essere farfalla per poter poggiare sulla finestra del davanzale della tua finestra. Vorrei essere farfalla per vederti dormire, vederti ridere i giorni più belli, vedere i tuoi sogni e viverli insieme, intristire a quelli più brutti e sorridere a quelli più belli. Vorrei essere un bruco sul tuo balcone per poter volare quel giorno sul davanzale. 51 del romanticismo. Alla luce di una candela si arrestano meccanismi e storie, luci di strade nere come la pece.
La luna sale piano e il sole scende in fretta. Quanto è bello il sole e quanto sei bella, o luna. 76 della malinconia. Si è soli perché si è soli? Si è soli per se stessi o per gli altri? Si è soli per compiacimento o soli per distrazione? Si è soli quando si è da soli in mezzo alla gente. L'amore 80 della fine. Penultimo giorno di vita. Cos'è stato dal primo? Quanta acqua è passata? 7 per 3. Cosa ne è nato dopo un miscuglio di parole? 6 per 3. Un miscuglio di azioni e di emozioni. Gli altri non ci stanno e tu non ci sei più. 5 per 3. Vorrei essere vivo e giocare sempre con il tuo cappello. 4 per 3. Vuoi rinnegare ciò che il treno ti ha dato? 3 per 3. Vuoi rivivere i momenti del dopo? 2 per 3. Vuoi provare a fare il gatto? 1 per 3. Provaci ancora, vecchio, e comincia un'altra volta. Grazie. A proposito, la sapete quella del serpentello? No, non ve la dico. Studiatevela. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao. Grazie.